Buongiorno e ben ritrovati al notiziario delle 13 di prealpina.it e buon 2021. L'anno si apre con la neve in provincia di Varese, come del resto era previsto. Il capoluogo ha iniziato a imbiancarsi intorno alle 6, quando ancora era avvolto nel buio, e così anche i comuni circostanti da nord a sud. Sulle prime sono stati fiocchi sottili, poi via via hanno preso maggiore consistenza, con un lieve manto che ha iniziato a posarsi sulle strade. Anche la 8, in direzione Varese, da Solbiate Arno, è coperta di neve. Chi la percorre faccia attenzione, come pure diverse strade urbane, dove dalla mattina sono in corso le salature che sono partite anche in autostrada. La nevicata dovrebbe cessare a metà pomeriggio. Comunque le previsioni meteo indicano che i prossimi giorni saranno contrassegnati da tempo perturbato. E come sempre il passaggio da un anno all'altro è rallegrato dall'arrivo di neonati. Questa volta il record è di Varese. All'ospedale del Ponte, poco dopo il Brindisi, esattamente alle 0:13, è venuta al mondo una bimba. Mentre il 2020 si è chiuso con la nascita alle 22:36 al Sant'Antonio Abate di Gallarate di un maschietto. Scoccata la mezzanotte sono nati alle 13:17 a Busto Arsizio Eitan Uriel Garcia Martinez, alle 3:43 a Gallarate Matilda Megetto, alle 6 a Tradate un altro maschietto e alle 6:29 a Legnano Evgenia Lomonov. A tutti loro un grande benvenuto. Capitolo Covid. Si arriva al Capodanno con numeri poco incoraggianti purtroppo. I dati diramati dalla regione ieri non sono affatto belli. 3.859 i nuovi positivi in Lombardia. Da inizio pandemia il totale sale a 478.903, mentre i tamponi processati ammontano a 32.858, cioè 9.000 in più di mercoledì. Dai due dati combinati emerge un aumento dell'incidenza che si attesta all'11,7% e questo è il valore più alto dell'intero dicembre. I guariti sono stati 2.147, il totale si assesta a 399.157, i decessi sono 85. Per quanto riguarda le province, Varese riconquista il poco ambito secondo posto con 650 nuovi positivi. Proprio sul finire del 2020 a Busto Arsizio si è registrata una morte per la quale si indaga per omicidio. In via Landriani, tra Transenna e Ponteggio Arrugginiti, betoniere dimenticate, in una strada che è nota anche come centro dello spaccio, la polizia ha rinvenuto il corpo di una ragazza straniera il 13 dicembre scorso. Nulla è trapelato dalla procura, ma la notizia si è diffusa rapidamente negli ambienti criminali ed è emersa l'altro giorno. Sono in corso indagini. È tutto, arrivederci all'edizione serale del notiziario di prealpina.it, un cordiale saluto e l'augurio di un buon anno da parte di tutti noi. Vi lasciamo con l'intervento del nostro direttore Maurizio Lucchi. Buongiorno a tutti, lasciamo alle spalle un anno che definire complicato è anche poco e ci avviamo in un anno pieno di speranze. Io ho sentito anche qualcuno dire sarà il caso di fare gli auguri quest'anno. Certo che è il caso di fare gli auguri, dobbiamo farceli tra noi e farli a tutti perché l'anno passato non è da buttare via completamente, è un anno che ci ha insegnato molte cose, ma è stato un anno di lotta e di sofferenza. Avremo di fronte un anno difficile e lo affronteremo anche quello. Vi abbiamo raccontato tutto in questo anno di quello che è successo nella nostra provincia e nel mondo e continueremo a farlo, noi con voi e voi con noi, e auguriamoci davvero di fare un anno alla grande. Auguri!